unica, come poi vedrete. La cosa interessante che fece Libero nel suo viaggio, ed è questa diciamo, la memoria che lui conserva ancora, è il fatto di aver trascritto dei quaderni. Lui aveva un diario di viaggio e trascriveva la sera, quasi tutte le sere, praticamente l'avventura del giorno. E poi la cosa incredibile è che lui prima si organizzò bene, poi lo racconteremo. Le fotografie. Lui si portò con sé una macchina fotografica e fece le diapositive. Queste diapositive sono rimaste impresse nei telaietti delle fotografie, ed è una memoria importante e unica. Con quello lui ha passato questi 50 anni allenandosi al ricordo, e quindi diciamo questa testimonianza è una testimonianza unica, perché avete delle foto incredibili, alcune sono anche molto interessanti dal punto di vista della fotografia. Ha un taglio fotografico degna di un fotografo professionista. Tenete conto che il quaderno è scritto in francese, perché Libero, come vi dicevo, a un certo punto della sua vita, in ancora tenera età, ha deciso di spostarsi. Non gli bastava la Sardegna. Lo vuoi dire tu perché sei andato in Francia? No, non volevo fare il militare in Italia. Allora avevo 17 anni e mezzo, prima che mi arrivi la cartolina, perché mio fratello era capo di famiglia, perché mio padre è malato, allora lui non lo faceva. Un altro fratello è stato bruciato un pochettino con l'olio caldo, adesso devo fare io, sono il militare, però no. Allora mio fratello mi ha detto: se vuoi lavorare, io c'avevo lavoro a Ghilarza, lavoravo già come manovale all'ospedale di Ghilarza, eravamo da 2 o 3 anni che lavoravo. E poi da lì ho deciso di partire, però poi non sapevo che fino all'età di 28 anni non potevo ritornare a vivere in Sardegna, altrimenti potevo venire solo un mese all'anno, altrimenti sia anche all'età di 25 anni mi facevano fare militare lo stesso 18 mesi. Dopo alla fine di questi 18 mesi io, dopo quando ho cominciato a capire in Francia, mi sono piaciuto, ho cominciato a frequentare tutti i francesi, perché gli italiani, i sabili, i biciclette non le toccavano, lo sport. Allora mi sono aiutato con i francesi e poi da lì ho preso questa passione, e dopo il consolato mi ha detto: guarda, può andare a trovare i suoi in Sardegna, però deve contare i giorni, perché altrimenti lo bloccano ieri e fai il militare. E dopo, a 28 anni io ero tranquillo, non mi hanno fatto le zone, però a 25 anni avevo già deciso di poter partire. Un viaggio, perché volevo conoscere il mondo, tutto quello che volevo partire. Allora, come è avvenuta poi la stesura del libro? I diari di Libero constano più o meno di 1 migliaio di pagine, forse qualcosa in più. Libero non se ne separa fisicamente, perché considera quelle pagine, ciascuna di quelle pagine, come dire, la testimonianza della sua sofferenza, della sua esaltazione, di un risultato incredibile che lui è riuscito a raggiungere. Quindi siamo andati a casa di Libero a Tarasuni. Roberto si è incaricato di riprodurre fotograficamente ciascuna di quelle pagine. Quindi poi alla fine mi sono ritrovato a casa con questo malloppo di 1000 pagine scritte in francese, e tenete conto che poi il quaderno non è che fosse sempre leggibile, sia perché a volte la grafia di Libero era la grafia concitata, che rispecchiava, rifletteva i momenti del viaggio, no? Alcuni momenti erano di grande felicità, altri erano di preoccupazione, di incertezza. E quindi si è trattato anche proprio di capire una lingua nuova, nel senso che poi il suo francese comunque acquisito in età adulta, quindi non era sempre facile. Quindi ho imparato il francese di Libero, che non è né il Languedoc né il Languedovile, è proprio il francese di Libero. E questa trascrizione, che è stata esaltante per quanto mi riguarda, proprio dal mio punto di vista. Io ho scritto altri libri, tra l'altro ho scritto in passato anche la biografia di un signore sardo emigrato in Francia, appassionato di biciclette, evidentemente. Quindi questi profili, come dite, sono loro che cercano me. E dicevo, è stata veramente entusiasmante la trascrizione dei diari. Io ci ho impiegato più o meno 2 anni a completarla. Avevo davanti a me il computer con Google Art aperto e cercavo in qualche modo di
ripercorrere virtualmente il viaggio che Libero indicava nelle sue pagine. E ogni tanto ci sentivamo per telefono, bisognava sentirlo a modi credosi, perché Libero, se inizia a parlare ti tiene tutto il pomeriggio, e quindi io avevo bisogno di trascrivere e dicevo, ma io leggo qua nel diario che tu questo tratto di strada l'hai fatto in condizioni veramente disastrate, una strada bianca con un fondo cedevole. Io vedo da Google Earth che la strada adesso è asfaltata. Tu lo vedi adesso, quando l'ho fatto io era tutto strada bianca, tu hai fatto forse l'80% del... Forse ho fatto sui 7-8 mila km strada bianca. Figurati, quindi in condizioni veramente proibitive. Però parliamo di dell'affrontare l'incordillera delle Ande in Perù e Bolivia, che già si cammina a più di 4.000-5.000 metri, nelle salite che se non sarei partito non avrei mai potuto immaginare che c'erano salite di 80-90 km. La pendenza non è molto, ma sta dal 4 al 5, ma anche dei passaggi anche a 15 a 16, quindi con 35 kg di bagagli non era facile. E non era abusabile. Adesso mettiamo alla prova la sua memoria di ferro. Tenete conto che lui la memoria la allena ogni giorno, perché ogni giorno si va a rileggere il suo diario. Vabbè, comunque più o meno si ricorda tutti i villaggi che ha attraversato, si ricorda le persone che ha visto. Ripeti uno per uno tutti gli stati che hai attraversato. Non so come ricordare. Dobbiamo arrivare a 24, a 25, quanti sono? Essendo che vivevo in Francia, la Francia però vicino alla frontiera svizzera, in quel primo giorno abbiamo fatto 134 km e siamo trovati a Ginevra, poi da lì abbiamo attraversato la Svizzera, l'Austria, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan. Quindi eravamo partiti in due. Il mio amico ha abbandonato Kabul dopo 8.000 km. Non si sentiva più, poi ha avuto un'intossicazione del mangiare, non aveva più di continuare, è rientrato. Poi è rientrato, ha messo la bici, mi ha impiegato della macchina di Francesco, mi ha incontrato e è rientrato. E io ho detto no, voglio continuare, avevo voglia di conoscere ancora di là. E quindi abbiamo fatto la Svizzera, l'Austria, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan. Poi da ciò ho fatto il Pakistan, l'India, il Nepal, ritorno in India. Poi da lì prendo l'aereo a Calcutta per Bangkok, perché in Birmania non si poteva fare. Il primo viaggio aereo della sua vita. E poi ho fatto tutta la Thailandia del nord, ho fatto il Laos, lì avevo degli amici della Francia dove avevo lavorato a casa loro, e loro erano dei cooperanti, professori, quindi sapevano che io dovevo, se arrivavo lì potevo trovare, mi avevano portato in macchina della bicicletta, ho fatto una posta restante, posta ferma, mi hanno inviato dei soldi, così poteva al passaggio recuperare i soldi. E poi da lì dunque ho fatto il Laos, era la fine della guerra nel 74, era finita la guerra appena nel Vietnam, c'erano ancora i carri armati, poi ancora cose, e quindi non sono potuto entrare in Vietnam. No, mi sta male. E i paesi che adesso non mi ricordo. In Thailandia? No, No, Laos ci vediamo. In Birmania. Non sono potuto entrare, dopo ho ripassato di nuovo la frontiera per salire al nord della Thailandia per andare al nord del Laos, perché nel Laos pioveva spesso e tutte le strade bianche la bici non andava più. Quindi ho cercato di attraversare, poi io ho avuto più problemi. E quindi poi dopo da lì ho fatto il Laos, tutta la Malesia, poi la Malesia, Singapore, poi per la nave, una nave che per 6 giorni, passando per lo stretto di Timor, Java, Bali, tutto quello, è imbarcato a Perth in Australia. E poi lì ho fatto dovevo fare 2.800 km dove c'erano solo 5 poste d'acqua. Però lì poi ho fatto 2.500 perché poi ho rotto la ruota libera della macchina, della bici, e non ho potuto trovare, quindi ho preso un mezzo per arrivare a una città per poter trovare il pezzo. E quindi poi da lì l'Australia, ho preso l'altra nave, mi ha fatto... Fermati un attimo, lui le sta facendo facile, no? Il piccolo problema di cui parlava in Thailandia è stato che lo hanno arrestato. Non tolgo il gusto della lettura a chi dovrà leggere il libro, ma quella è un'avventura nell'avventura, perché soltanto la sua prontezza d'animo e il coraggio che ha avuto in quel momento gli hanno permesso di uscire vivo da quella situazione, perché
una cella senza, mi viene da ridere parlare di avvocato difensore, qualcuno che ti potesse tutelare dal punto di vista legale era assolutamente utopistico. Si è salvato perché la sua capacità di cavarsela in tutte le situazioni, la sua arte di arrangiarsi gli ha permesso di superare una situazione che forse per altri sarebbe stata pietra tombale. In Australia si è fatto quasi 3.000 km di strada, per lo più strada bianca, durante la stagione delle piogge, e lui poco fa ha sottolineato il fatto che l'acqua scarseggiava moltissimo. C'è una pagina del libro che inizia con il fatto che tu per circa 10 giorni non ti sei mai lavato, quindi non c'era acqua per lavarsi, ma non c'era manco acqua potabile. Il fatto che non ci fosse acqua e che i villaggi in Australia distano anche 400 km l'uno dall'altro lo ha costretto a portarsi appresso, oltre ai 38 kg di bagaglio che aveva con sé da sommare al peso della bicicletta, 15 litri d'acqua in una tanica. Lui viaggiava con questi 15 litri per dargli una dimensione anche dell'impresa dal punto di vista atletico che lui ha compiuto. Io sono convinto che se lui avesse avuto un allenatore in grado di amministrarlo sarebbe diventato veramente un grande ciclista. Beh, però forse non avresti fatto questo giro e noi oggi non saremmo qua. Così. No, non ero interessato. Quindi sei arrivato in Australia? Volevo fare per me un piacere, approfittando un po' per la gente e poi anche fermarmi, bere anche un caffè se capitava. Va bene poco, era solo per il mio piacere, non l'ho fatto perenne, senza sponsor, senza, a parte il mio datore di lavoro. Quando ci ho lavorato 9 anni, ho saputo che volevo partire, mi ha detto guarda, io non ti do il coraggio, ti aiuto anche per partire, mi ha dato 500 franchi, quei tempi erano 100.000 euro buoni, e in più mi ha aiutato anche a comprare il sacco della bici. Mi ha detto devi partire adesso, se non lo fai non partirei più. E da lì mi ha incoraggiato. Vorrei dire anche questo, che senza la regia dalla Francia di Paulette, che era la sua fidanzata di allora e che è la moglie di Libero di oggi e che è lì seduta in mezzo tra di voi, probabilmente avreste trovato qualche difficoltà in più, perché anche nella fase del rientro il fatto che lei si sia premurata di cercare il biglietto, insomma, in qualche modo ti è servito a sapere di avere una persona che tiene tanto a te, che si preoccupa di sapere dove sei, che cerca di localizzarti in anni in cui era praticamente impossibile stabilire delle relazioni di comunicazione immediate. Oggi è vero che avevo mia mamma, c'avevo mia sorella, i fratelli, però più che mi mancava era Poletta, perché tenete presente appunto che le comunicazioni erano lei rare, mi ha seguito perché non c'erano mesi, telefonini, quando avevo bisogno mi faceva seguire un po' di soldi e ovviamente se non ci sarebbe stata Poletta non lo so se sarei rientrato subito, avrei continuato, prima ancora qualche rischio, perché volevo arrivare in Argentina e l'Argentina non lo potevo fare perché parlavo dello spagnolo, parla ancora, e c'era una inflazione, c'era una guerriglia. Stava arrivando la dittatura di Allora ho contattato questi fratelli che diciamo hermano in spagnolo, mi ha detto guarda non è periodo di andare lì perché ti va chiamato come un cane. E quindi per non rischiare ancora la vita, perché l'ho rischiata 2 volte, allora ho detto rinuncio a quel piano e avevo promesso che gli andavo per Natale per restare con loro in famiglia. È libero. No, volevo chiedere una cosa, puoi raccontare come hai fatto, come ti è venuta l'idea di fare il giro? Da che cosa... Allora, qui in sala c'è una persona che l'altro giorno mi ha fatto una domanda e mi ha detto perché non ti chiameresti libero, l'avresti fatto lo stesso. E gli ho detto sì, forse l'avrei fatto lo stesso perché volevo farlo. Se non l'avrei fatto non sarebbe stato così. Ma cos'è che ti ha fatto? La fonte di ispirazione qual è stata? L'ispirazione un giorno stavo lavorando a Chambéry come giardiniere, che è un paesagista, stavamo in un ristorante mangiando ora di pausa, mezzogiorno l'una, quando vede entrare un ciclista giapponese con un casco, tutto la bici l'ha lasciata un po' fuori, tutte cariche di bagagli. E questo io mi sono avvicinato perché mi piaceva la bici, ho detto, carico come un asino questo. Sono avvicinato, però non era muto completamente, era sordo muto, però così, era sordo completamente. Allora mi ha fatto vedere per la carta da dove era partito, da Kyoto, in Giappone, era attraversato tutta l'Asia e voleva arrivare in Europa, per l'Europa, l'Italia e tutto.
Allora io ho parlato con lui e ho visto questa miseria, l'ha fatto questo che non sente che soldi, io perché non lo potrei fare. E da lì mi ha dato l'ispirazione, mi ha dato questa proposta di dire e provo a farlo. E infine allora l'unica persona che non ha mai detto, manco Francesco lo sa, l'unica persona che mi ha dato coraggio, mio fratello che è morto. Quando parlavo con degli amici, sardo, italiani, diceva, questo matto, questo caranese. Questo Marco? Si riuscì, ma non riesce. E quindi mi conosceva, ero sempre in bici, e a volte mi diceva, scherzava, mi diceva, e perché non vai a correre del ragazzo che c'è sempre in bicicletta? Io ero così. O bici o zaino alpino per andare a scalare le montagne. Era la mia passione. E dico, io non c'è venuto, infatti quando è arrivato a Lione, Ha fatto un sacco di feste. no, davvero, lui ci ha tenuto, era l'unica persona che mi ha detto, questo si riesce a fare. Io direi che possiamo iniziare con l'epoca. Beh, No? sì. Magari spegniamo le luci. E comunque per ritornare, poi dopo di lì ho fatto una scala in Nuova Zelanda, a Figi, a Tahiti, poi con la barca 20 giorni di nave, ho fatto a Acapulco in Messico, ho attraversato il Messico, ho sceso Guatemala, Nicaragua, San Salvador, Costa Rica, Panama, poi Colombia. In Colombia ho attraversato in macchina perché era un paese molto pericoloso in quel periodo, mi pioveva spesso. E poi da lì ho fatto l'Ecuador, il Perù e poi la Bolivia. Ho finito il viaggio alla Paz dopo 38.000 km. Tenete conto che comunque, cioè non è che Sembra così, ma non è un piccolo... non seguiva una linea. Diciamo. Lui ogni tanto si fermava, guardava la montagna e ci andava sopra, cioè lui voleva anche vedere cosa c'era oltre il percorso. Quindi magari durava anche 2 giorni, 3, capito? E poi Diciamo tornava. che quando arrivavo nella capitale, che allora la capitale non potevo mettere la tenda in periferia perché è pericoloso con la gente che c'era, allora lì mi prendevo una piccola camera in albergo a 50 centesimi, non era in quel tempo. E allora lì caricavo i miei bagagli e andavo a approfittare, facevo delle gite ai dintorni per vedere i liti, guarda. Tenete anche conto che lui lo annota sul diario, la prima notte che ha trascorso dormendo, non dico comodamente, ma avendo a disposizione un letto in cui poter riposare le sue stanche membra è stato 3 mesi dopo l'inizio del viaggio, che lui sostanzialmente si accampava in una tenda, cercava magari un campeggio e ogni giorno, cioè non c'era Booking, non c'era TripAdvisor, ogni giorno era costretto a improvvisare il suo pernottamento. Quindi immaginatevi uno che lui pedalava in media sui 120 km al giorno, poi arriva alla fine della sua pedalata e deve preoccuparsi di trovare un posto in cui dormire, un posto che sia sufficientemente sicuro, eccetera, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista poter fare un raffronto tra i viaggi come quelli affrontati da Libero 50 anni fa e quelli che vengono fatti oggi, ci sono insomma diversi pedalatori che si cimentano in queste imprese incredibili, c'è chi va al Polo Nord in bicicletta, c'è chi attraversa la Cina. Certamente sono imprese degne di nota, ma tutti colleghi alla loro app e vedi momento per momento in tempo reale dove si trovano e se hanno qualche pericolo, se il viaggio presenta qualche difficoltà improvvisa, c'è chi li può andare a soccorrere. Per Libero non è stato così. Tenete conto che Libero, ad esempio, ha attraversato fiumi, è andato in nave, a un certo punto si è improvvisato anche marinaio e Libero non sa nuotare. Tuttora non sa nuotare, per darvi un'idea del rischio che ha corso, della componente anche forse di incoscienza o di pericolo che gli ha permesso. Però guardate, diceva quello, senza un minimo di follia non si può andare dalla vita. Se non prendi rischi non c'è C'è costruito una zattera, giusto perché a un certo punto si è trovato in una situazione particolare e ha dovuto costruirsi una zattera, quindi nel libro insomma c'è anche descritto. Come diceva Francesco, il mio diario dell'oggi è un po', come si chiama, in brutto stato, a forza di sfogliarlo, lungo il viaggio, tutti i giorni l'aprivo, che guardavo, e poi adesso anni, e poi non è che avevo sempre un tavolino per scrivere, per terra mi mettevo pancia a terra, scrivevo per terra, così come il mio diario, o spesso dentro la tenda che pioveva con una penna postabile, ovviamente non poteva essere come ai tempi di Vittorio Emanuele.
beh, certo. E quindi parlare in diario Guarda, lo so bene che non era facile da decifrare. Un'altra cosa che mi ha colpito Libero, che ogni tanto improvvisava anche delle strategie lui era solo, quindi magari quando sentiva delle persone che si avvicinavano alla tenda, lui parlava, dialogava quelli che con non se lo stesso. sono. Perché viaggiando si imparano tante cose. Viaggiando. Passami la padella. E poi si impara anche a conoscere la gente solo un piccolo riguardo, se questo è bravo o non bravo, se vuole forte o no, ti accorgi subito. Mi è successo che mi sono fatto vedere, però ringrazio tutta la gente che mi hanno dato ospitalità, partendo dalla Turchia, perché il viaggio comincia a Istanbul e lì comincia il viaggio, perché Istanbul, la Turchia è un paese di storie, di passaggi, di tante cose. In Turchia ho avuto la più bella accoglienza del viaggio, è uno dei più bei paesi che ho visitato anche, perché in bicicletta è bellissimo, sono queste montagne alti, sempre sui 1500-2000 metri, però ci sono di quei paesaggi meravigliosi che cambia colore quasi ogni curva che fa, vista in bicicletta. Poi essendo che io in Francia ho lavorato con i turchi, avevo imparato un po' di lingua, qualche parola, un piccolo elementare, mi avvantaggiava molto le cose, mi avvicinavo lì, lo mandavo semplicemente un tuffet vai, un po' di pane, erano curiosi come mai sapevo parlare qualche parola, però poi la conversazione, ciao. E lì, per avere l'amicizia con i turchi, o anche mangiare, avevamo preso qualche pacchetto di sigarette, non fumatori, mai, una sigaretta, un bolino come un biosciamo. Avevamo queste sigarette, allora avevano spiegato che la sigaretta in Turchia valeva più dei soldi, perché erano lontano dalle loro case, dormivano in sogguiglie, eravamo nelle cabane e non avevano sigarette. Lui sta parlando di pastori allora nomadi io che vanno per strada. tiravo una sigaretta, mi davo quello, loro ci ammontavano quasi un agnello subito. L'amicizia, una sigaretta valeva più dei soldi. E quello abbiamo imparato a visitare. Poi io, lungo il percorso, ne avevo sempre un po' una pacchetto e io più Come tu. poi, come diceva Francesco, mi hanno messo dentro vero in prigione, poi c'è scritto nel libro. Aspetta che adesso iniziamo a guardare le foto, Sabri. Siamo le luci. Lì mi facevano pagare quello che mangiavo, mi facevano pagare quello che mangiavo, quindi... Ditemi quando devo andare avanti. Allora, qui siamo Forse ce ne sa che ce n'è una prima, se scorri la facetta sulla sinistra dovrebbe essercene una. Ecco. Allora, questo a sinistra sono io e Michele questo sono gli altri che mi capelli più lunghi. Come vi ha spiegato, il viaggio in realtà non è un viaggio che parte da solitaria, perché c'era un compagno di viaggio, Michel Rayon, che però non è riuscito ad arrivare al termine dell'impresa perché si è reso un pochino prima. E qui sono ripresi. Comunque abbiamo fatto 8.000 km insieme. E qui era la vigilia di partenza, stavamo finendo di preparare i bagagli. Le biciclette fatte appositamente per fare questo giro. Allora, lui pesava 51 kg, la bici ne pesava circa 13 e il bagaglio 38. Ovviamente a 100 kg. il metallo della bicicletta allora era più pesante. Diciamo che le bici io l'ho fatta fare su misura per evitare di avere dei problemi lungo la strada, perché immaginavo di avere dei problemi anche sulla salute, non sa mai passarmi. Vai avanti, Sabrina. Ma nella bici sono stato la bici. E poi siamo in Svizzera, siamo a 1800 metri di altitudine, una bella giornata di sole, quindi qui era il 29-30 maggio del 74, abbiamo fatto un piccolo ricordino. Tenete conto anche che spesso loro sbagliavano strada, nel senso che erano convinti di aver imboccato la strada giusta, poi si rendevano conto, come è capitato in questa occasione, di essersi infilati in un tunnel che era chiuso perché la neve non consentiva di proseguire, quindi questo improvviso problema li costringeva a cambiare strada e a dover allungare il percorso di 30, 40, 50 km, che capitava spesso. Ma in effetti qui siamo arrivati a un po', siamo a 2200 metri, abbiamo fatto 26 km di salita, arrivati lì, il tunnel, l'uscita del tunnel della galleria era chiuso. E quindi